Buongiorno, 907, il vostro agente segreto Elio Crociani. Non abbiamo con noi James Bond, non è il nuovo attore James Bond, non percepirà quindi il cachet che andrà sempre all'ultimo 007. Buongiorno, io un attimo, faccio accomodare il mio ospite magari di qua, si avvicina, ecco qua, vediamo se è tutto a posto qui dal Maso Frank, dove siamo ritornati con molto piacere. Ecco, bene, buongiorno al signor Geusa. Buongiorno, Bene, benvenuto. siamo in azzurro oggi, vedo. Sì, vedo. siamo in Siamo in tinta qui al Maso Frank, dove è sempre un piacere appunto ritornare in tutte le sue avventure, perché i tempi cambiano. assolutamente sì, Ecco, Geusa di cognome. esattamente, Massimo. Massimo Geusa, do you from? Come dicono in Puglia. Sono di origini pugliesi, da 23 anni che sono qui in Trentino, facendo varie esperienze qui in zona. Quindi è venuto da conoscendo- piccolo. Quasi, sì. È venuto insomma, da giovane qui appunto in Trentino e quindi sì, una certa tradizione, un legame forse con la Puglia che comunque si mantiene bene o male, e quindi al Maso Frank da pochi mesi praticamente. 8 mesi. Sono 8 mesi che quindi il Maso Franco, dopo una pausa di riflessione, anche perché i tempi appunto sono cambiati, quindi bisogna chiaramente fare delle proposte. Anche noi in questo tour, tra l'altro Trentino e Veneto, anche passando da Ferrara a Emilia Romagna, ci siamo anche noi ridimensionati, diciamo, nell'hotel di lusso, ristoranti gastronomici, ci stiamo occupando delle pizze gourmet, tra l'altro qui dove stiamo parlando, che è la sala del ristorante interno, so che era stato fatto anche qualche tentativo, ecco, che la pizza gourmet sta prendendo piede, quindi anche noi ci siamo adeguati, come vi siete adeguati voi comunque a mantenere quello che comunque il Maso Frank ha iniziato proprio come Maso Franco, perché il nome chiaramente rimane. Quando è nato questo bel albergo, questo relè? Allora, è in origine intorno al 2005-2006 Ecco, è quindi stato costruito. quasi una decina Esatto, d'anni. 12 anni circa, con varie gestioni private gestite direttamente dalla cantina all'inizio e poi La ha avuto cantina è la varie... Vis perché noi siamo a Giovo, Giovo, quindi fra la Vis e la Val di Cembra, cioè qui si entra in Val di Qui Cembra. siamo all'inizio della Val di Cembra, da qui in poi siamo nella meravigliosa Val di Cembra, poco conosciuta ma tanto da scoprire perché comunque offre tantissimo enogastronomicamente ma anche come paesaggistica, come strutture, ci sono 5 laghi, ci sono delle passeggiate da fare in tutta la valle, c'è la possibilità di farsi dei bei giri in bici, in moto, insomma ce n'è per tutti i gusti. Noi purtroppo ci siamo fermati sempre qui a Maso Franco, non siamo, come dire, andati oltre, ma evidentemente poi questo vino che viene dalla Val di Cembra, che è il Muller Thurgau ecco, Muller diciamo, Thurgau, conosciuto ecco. più degli altri, però ci sono anche tanti altri vini, è un'ottima zona per fare basi spumante anche, quindi il Trento DOC qui viene valorizzato parecchio. particolarmente valido, e quindi bene, lei poi arriva da un'altra esperienza, insomma. Sì, da varie altre esperienze, negli ultimi 12 anni sono stato alla Casa del Vino come responsabile braccio destra del titolare, dove Casa del Vino è una realtà sempre trentina, sempre Trentina si trova sopra Rovereto a Isera, lì confine col Veneto quindi. siamo lì più vicini al Veneto, molto vicini. E diciamo lì mi sono formato e costruito per poter poi avere la forza e il coraggio di intraprendere da solo insomma questa nuova avventura. Che lei nasce gastronomicamente o enologicamente come? Allora, io nasco come cuoco. Io ho sempre Lei è uno fatto- chef? Io aspiravo a diventare uno chef, Ecco. un cuoco fino al 2004. E poi ho voluto scoprire anche la parte esterna della ristorazione, quindi mi sono buttato in sala facendo la mia esperienza, piano piano sono cresciuto e adesso sto cercando di mettere insieme quello che ho imparato sia in cucina che in sala
prendendo in mano Maso Frank e cercando di proporre una nuova versione del Maso in maniera un po' più soft, più tranquilla, andando ad abbassare un po' quello che era un po' l'elite iniziale del Maso e ridandolo alla valle. Dico ridandolo alla valle perché adesso è più accessibile rispetto agli anni precedenti. Ha una cucina semplice legata al territorio della valle, quindi tutto quello che la valle produce diciamo, e può offrire, noi cerchiamo di valorizzarla. Abbiamo contatti con piccoli produttori, da quello che è il produttore o coltivatore di verdure, il produttore di vino, le macellerie qui della zona, salumi della zona, ricercando un po' le cose un po' più particolari, di avere in casa un po' qualche chicca sempre della zona, e cerchiamo di, non è che ci vogliamo anteporre, però vorremmo solo che il mio scopo è Maso Frank dovrebbe diventare il bigliettino da visita per la valle, quindi uno se si ferma qui per bere un caffè, per chiedere un'informazione, noi siamo in grado di potergli offrire qualcosa in più, quindi dicendogli che in valle cosa può fare, cosa c'è da non perdere, e quindi insomma... Se ce lo vuole indicare, visto che siamo qui ed è molto interessante, ad esempio entrando in Val di Cembra, cosa c'è sicuramente da fare? Quello che lo fa da padrone sono le piccole aziende agricole che lavorano con passione, amore, credono in quello che fanno e lo fanno molto bene, a mio parere. Poi per gli amanti delle passeggiate, dal nostro parcheggio si può partire, fare una passeggiata in 3 ore e 15 minuti, si attraversa la valle con squarci meravigliosi dove si passa in mezzo al vigneto, in mezzo al bosco, si passa vicino al fiume Lavisio per arrivare poi in 3 ore e 15 ecco, minuti. poi c'è un fiume che si chiama Lavisio, da cui Lavi. Ecco, vedi che già... Proprio sotto di noi, iniziamo a dare una identità più... in 3 ore e 15 appunto si arriva alle piramidi di Segonzano, che lì la natura ha scolpito delle... Cosa si fa interessante? Quei laghi che diceva prima... quello più interessante, balneabile, dove c'è anche la possibilità di mangiare qualcosa vicino proprio al lago, il Lago Santo, proprio sopra l'abitato di Cembra, raggiungibile in 20 minuti, 25 da qua in macchina, una quarantina di minuti a piedi volendo, farsi un po' di salita. Poi si possono fare delle bellissime passeggiate in bicicletta, adesso stanno per ultimare una ciclabile che passerà proprio qui sotto, manca proprio l'ultimo pezzo, ma dovremmo quasi esserci. Per gli amanti della natura si può fare una passeggiata in mezzo ai boschi, da qui stesso in 15 minuti si arriva alla chiesetta di San Giorgio, che è proprio ai confini del terreno, diciamo, di proprietà del Maso. Diciamo, poi ce n'è un po' per tutti i gusti, dipende un po' uno cosa ha voglia di fare nel suo tempo libero. Bene, scopriremo, seguiremo i consigli, ecco, quindi del nuovo padrone di casa qui del Maso Frank. C'è una sorta di continuità comunque in tutto questo lavoro, in questi ultimi 10 anni del Maso Frank, poi come dire la Puglia è sempre presente, anche insomma la cuoca che è appena arrivata, tra l'altro una ragazza giovanissima. È la Giorgia Piffer, che è qui di Mosana, a 3 km da noi. È proprio di origine, il cognome Piffer dice perché in valle sono 4-5 cognomi che si sentono, e lei è la cuoca, ecco, che la cuoca che tra l'altro aveva già avuto delle esperienze come pasticcera precedentemente. Lei nasce come pasticcera e poi chiaramente adesso stiamo cercando, molto brava, stiamo cercando per una crescita futura, però le basi ci sono e anche molto solide. Ha girato anche perché poi è tornata, diciamo casualmente, perché poi ha fatto delle esperienze in giro in hotel di lusso, e quindi è tornata da queste parti in maniera molto modesta, e quindi si sta occupando sia dei piatti che propone
devo dire molto bene, li abbiamo apprezzati. Tra l'altro la vostra carta può ricordare un po' le carte di questi alberghi di lusso dove ci sono 3 antipasti, 3 primi, 3 secondi, no? Sì, Una cosa del genere, sì. dove c'è un piatto vegetariano, Diciamo, un piatto di pesce. diciamo che noi come non cerchiamo di essere un hotel di lusso, ma proprio la scelta dei 3 menù è data proprio siccome il menù viene cambiato ogni 2 giorni circa, in base alle materie prime, un giorno e mezzo, un giorno, dipende anche dalla frequenza con cui arrivano gli ospiti. Il menù viene creato in questo modo solo per avere una offerta maggiore, quindi cercare di accontentare più possibile, cioè più gente possibile, quindi vegetariano, carnivoro, chi ama il pesce, parliamo sempre prevalentemente di pesce di lago, di fiume. E poi arrivano, questi pesci arrivano da questi laghetti, da questi laghi, Arriva Lago Santo ad esempio. ma poco, noi ci appoggiamo alla Trotastro proprio perché per una tracciabilità, poi la Trotastro è un'icona insomma, per il Trentino a livello di allevamenti di pesce d'acqua dolce. È quella che passa anche per salmone molte volte, no? Può succedere in alcuni quindi casi, ci fanno delle gaffe, quindi in facilmente. Trentino dicono buono il salmone, Invece è una trota salmonata. Tra l'altro invece il salmerino che Sì. ci è stato presentato ieri sera, molto interessante, cucinato appunto dalla brava cuoca. Ecco, era un salmerino, non il solito salmerino che sembra appunto salmone, era però, come dire, proprio salmerino che non ha mangiato gamberi evidentemente. Assolutamente ecco, no. cioè, sono anche quelli che non mangiano gamberi, magari mangiano qualcos'altro, dipende come si nutrono. Il colore assolutamente è dato proprio da quello che insomma mangiano. In realtà questo è un salmerino alpino che rispecchia le proprietà organolettiche classiche che dovrebbe avere, quindi semplice ma molto gustoso, facendo attenzione nel rispetto proprio del filetto quando si va ad utilizzare in cucina. Quindi cotture semplici, veloci. Quindi è stato tutto, devo dire, molto snellito, avete proprio tolto la stella Michelin che c'era, avete tolto anche diciamo, la stella, la categoria superior, perché questo è un albergo creato una decina di anni fa sullo stile dei Relais Château. Ecco, diciamo sinceramente, è un albergo effettivamente di lusso che viene commercializzato ora a categoria appunto 3 stelle e quindi come dire, un modesto albergo che in realtà riserva la sorpresa di essere come dire, di categoria molto più elevata proprio perché si vuole avvicinare il pubblico, l'apertura è tutti i giorni pranzo e cena? Assolutamente sì, 7 giorni su 7 c'è pranzo e cena, ma c'è la possibilità anche di fare delle piccole merende pomeridiane in base a che ora si arriva, poi se c'è la possibilità di mangiare anche qualche piatto caldo durante le ore pomeridiane o piatto insomma non il tagliere, la classica carne salata, ma proprio un vero e proprio piatto. Noi siamo qui con la voglia di far crescere Masofranco con questa nuova filosofia proprio di valorizzazione del territorio e riportarlo un po' alla portata di tutti, dove la famiglia, la coppietta, il giovane possa venire qui senza i cani, i bambini, bambini, ecco, si può chiaramente arrivare anche in tenuta da motociclisti, da ciclisti, da passeggiata, con gli scarponi. Uno si sente più a suo agio. Quindi. Non siamo qui per dire chi può e non può rientrare, anche perché a noi non piace dire di no, quindi non si può dire. Ecco. È chiaro che se arriva la Range Rover che vi chiede chiaramente il MASO per presentare il loro ultimo modello, è chiaro che siete disponibili anche. Assolutamente sì, fra l'altro proprio giovedì 24 verrà presentata la nuova Range Rover proprio qui a Masofranc. Sarà... Cabriolet? No, non già presentata. Quella è già stata fatta. Ecco, dove verrà accompagnato da una delle cantine che abbiamo in carta, come verrà il Paolo da Ecco, perché poi non avete solo i vini della Lavis, anche se come dire la gamma sarebbe ampia, cioè con i vini della Lavis che non produce solo qui in Val di Cembra, produce. Ma io proprio per il discorso della filosofia della valorizzazione della Val di Cembra ho in carta solo i vini di produzione della valle, quindi anche se loro hanno delle linee che vanno al di fuori, io in carta ho solo quelli che vengono prodotti e provengono da uve della Val di Cembra. Oltre al gruppo Lavis poi rappresentiamo in carta anche i Cembrani DOC,
che sono stati i primi a voler valorizzare e ridare un po' di importanza alla valle, e poi anche i piccoli produttori che all'interno della valle si occupano, magari meno conosciuti, però se fanno... Quindi tra l'altro in carta c'è il chilometraggi, metri di distanza fra qui e queste cantine. Ho visto che molte sono a 3 chilometri. Sì, assolutamente. Ce ne sono alcune, chiaro che non è la stessa, sono indirizzi diversi perché sono tutte attorno alla, diciamo, io ho fatto un po' il perimetro di quello che è la Val di Cembra con il Monte Corona, che è questa la montagna su cui noi vediamo, e quindi abbiamo preso anche chi confina, come gli eredi di Fratelli Cobelli, che qui sulla strada del vino, il Cesconi, il Pogli Alessandri, perché al limite di Faedo fa parte ancora della Val di Cembra, Fanti, Furli, che sono 2 piccoli vignaioli della zona, e come tanti altri piccoli produttori. Insomma, cerchiamo piano piano di inserirne sempre di più. Di solito cerchiamo di mettere una cantina nuova ogni mese, facendo l'aperitivando al Maso, proponendo un artista se il primo venerdì del mese insieme ad una cantina, e dal giorno dopo poi questa cantina che viene ad accompagnarci nell'aperitivando viene inserita in carta. Quindi piano piano, mese dopo mese, la carta andrà a Tartavini, andrà ad essere sempre ampliata e sempre un po' più ricca. Grazie anche a questa bella terrazza che quella... tra l'altro nelle giornate calde è, come dire, l'ideale. Assolutamente sì, anche perché la terrazza è fantastica, si è immersi nel verde. Poi abbiamo la fortuna di avere una piccola brezza che viene dalla valle, proprio, che rinfresca anche quando ci sono le temperature molto alte. Noi abbiamo la fortuna di avere questa leggera brezza un po' fresca che ci allevia un po' la giornata. Previsioni per l'inverno, visto che siete aperti, dicevo, da 8 mesi, sì. Quindi praticamente dall'inizio dell'anno, quindi la primavera. Sì, no, diciamo che in realtà ho sbagliato, non sono 8 mesi perché il tempo vola, no, un po' di più, perché abbiamo aperto il 29 ottobre esattamente, quindi adesso pensandoci siamo quasi intorno ai 10 quindi avete mesi. superato già, ecco, l'inverno? L'inverno siamo arrivati con l'inverno, la neve purtroppo quest'anno c'è stata pochissima, ne abbiamo viste solo un paio di giornate. L'inverno è andato abbastanza bene la partenza, adesso piano piano ci stiamo mettendo in gioco tutti i giorni, cercando di farci conoscere sempre di più, anche perché la struttura è molto prestigiosa, sempre, però con la nuova gestione un po' portata a livello un po' di tutti, insomma, che chiunque può entrare senza avere grosse sorprese sul conto. Noi stiamo cercando proprio di avere una crescita, sperando di avere questa crescita costante, poca ma costante, insomma, che ci aiuta. E fino adesso la Valle ha risposto molto bene. Con un prezzo medio dai 30 ai 35 euro uno può riuscire a mangiare dall'antipasto primo, secondo e dolce, abbinando qualche bicchiere di vino con acqua e caffè. Assolutamente, insomma, noi la fascia di prezzo siamo lì dai 34 massimo 36, poi chiaramente si può aumentare o diminuire in base alle richieste. Quello che noi di solito, quando uno viene a concordare un menù perché si è un gruppo così, chiediamo prima di tutto quanto ha intenzione di spendere, in base a quello poi capiamo cosa insieme si potrebbe proporre, in maniera tale da non spaventare subito. Tutto è possibile, nel caso qualcuno voglia spendere molto, chiaramente si tirano fuori delle bottiglie, perché col cibo fate un po' fatica, insomma. Ecco, però insomma aumentiamo le portate e cerchiamo, insomma, uno la differenza deve poterla fare lui. In primis, dicendo va bene, bevo un vino di costo medio, oppure vado a trovarmi la chicca da abbinarmi, chiaramente lì il prezzo lievita, cambia. Qual è il vino più costoso che avete in carta? Allora, i vini più costosi, sì, abbiamo prevalentemente sulle bollicine. Abbiamo l'Aquila Reale che si posiziona fra i 46 e i 48 euro circa, e abbiamo l'Extra Brut Riserva della cantina Opera, sempre un'azienda che produce spumanti. Il loro Extra Brut in questo momento si sta servendo il 2008, per cui tra l'altro premiato con i 3 bicchieri 2 anni fa, e qui andiamo sui 55-58 euro.
e poi Che questo è il prezzo, questo è il prezzo più diciamo, importante che abbiamo in casa. il prezzo che Queste praticate per chi lo consuma chiaramente qui al ristorante, perché Assolutamente. poi se qualcuno vuole Vuole anche comprarsi delle bottiglie di vino c'è un prezzo leggermente leggermente inferiore. inferiore, va dai 4 ai 7 euro in meno rispetto alla carta, dipende un po' dalla tipologia di vino. Prezzo medio dei vini bianchi e rossi partiamo dai 13 euro, si arriva fino ai 17, 18, 19, poi Tutti sbicchierabili. Assolutamente, a parte i primi due, la Reale e l'Extra Brut, che sono degli spumanti un po' particolari, si fa fatica poi a gestirli al bicchiere, però su richiesta facciamo anche l'eccezione. Non è che puoi mettere il Coravin, no? Con gli spumanti. No, Immagino che non si possa noi fare. facciamo in modo che lo spumante sia quello che si apre e si consuma. Comunque tutto il 98% della carta è tutto al bicchiere, con un prezzo anche C'è il abbastanza 96, contenuto. 96. 98, no, 98, avete fatto un 98, no, perché noi siamo 96. una media. Noi quando faremo un'eccezione. noi cerchiamo sempre di arrotondare a 96, ecco, quindi che sia per eccesso, per difetto, abbiamo questa tendenza, dato più o meno Possiamo cambia molto. adeguarci. È un po' come quel riso che acquerello, che praticamente è invecchiato 7 anni, ma in realtà per esportarlo all'estero, in Oriente, praticamente come 7 porta male, è diventato di 8-9, anzi lo invecchiano un po' di più per accontentare anche quel mercato, perché 9 sarebbe Yang dei cinesi al massimo, già 8 è già meglio, quindi si fanno queste cose, questi adattamenti. Non so se anche la clientela internazionale si è già fiondata qua, vi ha provato. Non fiondata, ma qualcuno inizia ad affacciarsi. Qual è la tipologia più presente fra gli Al stranieri? momento chiaramente il tedesco, è arrivato qualche olandese. Tedesco, ma non austriaco, cioè sono più vicini gli austriaci, ma in realtà arrivano i tedeschi. Trentino Alto Adige già fa pensare, insomma, quello che l'austriaco può pensare sul Trentino, è proprio il tedesco. Fino adesso abbiamo avuto qualche presenza da Monaco, di Baviera, insomma, quindi è proprio il tedesco, e gli olandesi perché si affacciano per i nostri laghi. Certo. Poi in realtà stiamo cercando di scoprire giorno per giorno anche il tipo di clientela, anche perché noi non abbiamo un riscontro dell'anno scorso, quindi per noi ogni giorno è nuovo, quindi non abbiamo un riferimento di passato, della nostra gestione. E quindi lei che comunque è arrivato dalla Puglia, quindi parla anche tedesco, o è una cosa un po' difficile Il tedesco per noi italiani? mi arrangio, diciamo, cerco di farmi capire, e capisco, perché comunque ho sempre avuto a che fare, però non ho mai avuto la possibilità di imparare il tedesco, perché insomma è un po' tecnico e io sono un po'... Con l'inglese e il francese ce la caviamo già meglio, mentre invece poi il nostro sommelier parla perfettamente tedesco, perché ha fatto una serie di esperienze. Periodo a Monaco, tra l'altro, esperienza anche a Monaco. Un'esperienza molto importante, durata 1 anno e mezzo, ma lui è molto preparato, è molto giovane come il nostro chef, come il resto dello staff. Lui è uno dei professionisti proprio giovani che abbiamo scelto. Più vecchio lei. Esatto, io rovino la media, capire, quindi sono tutti media. Giovanissimi. Andiamo dai 21, anzi dai 19 ai 25 anni. Non possono partecipare a Masterchef perché chiaramente stanno lavorando, e quindi chiaramente insomma non si potranno mai vedere appunto in TV, però sono insomma ragazzi volenterosi, hanno dimostrato chiaramente la loro volontà e quindi stanno andando bene. Noi ringraziamo quindi il nuovo patron qui del Maso Frank, e chiaramente lo incoraggiamo a proseguire, anche perché ci sono altre cose da riprendere, intanto un passo alla volta, e devo dire siamo già a buon punto, anche perché le camere hanno aperto da poche settimane. Da meno di un mese. Ecco, quindi sono disponibili queste belle camere, suite su varie appunto tipologie, con la categoria 3 stelle, che significa che una notte al Maso Frank
con camera doppia, cioè una matrimoniale con prima colazione, si aggira intorno ai 100 euro prezzo medio, un po' meno per la singola, utilizziamo sempre le stesse camere però ad uso singolo, però facciamo pacchetti con mezze pensioni, pensione completa, riusciamo a formulare dei pacchetti di weekend, sui weekend, anche proponendo una visita in una delle cantine che noi rappresentiamo. Stiamo cercando dei contatti dove si può andare a trovare il nostro contadino, dove si fa un giro nei suoi campi, si può andare a raccogliere direttamente delle mele, perché abbiamo noleggiato, tra virgolette, degli alberi di mele, dove chi volesse provare il brivido di raccogliersi direttamente una mela dall'albero lo può fare chiedendoci, o comunque siamo noi a proporlo. È proprio qui a Villa di Giovo, dove appunto c'è Giuliano Fossadi che ci ha riservato questi alberi. Se uno arriva si raccoglie la sua mela e al costo di €1 al chilo se le porta a casa. Quindi questa è una cosa che poi magari noi italiani sottovalutiamo, che sono i corsi di cucina, che sono anche vendemmiare, visto che in questi giorni sì. qui hanno già vendemmiato qualcosa. Sì, venerdì scorso le prime sono state fatte le prime vendemmie. Adesso piano piano si andrà avanti perché si è anticipata un po'. Con lo Chardonnay. Assolutamente base spumante in primis, quelle sono i primi che vengono vendemmiate. Certo. Bene, quindi complimenti al Maso Frank per questo ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie. Bene, Grazie è mille. stato un piacere e noi ci sentiamo più tardi, strada facendo, e andremo a Verona in vista dell'opera che è stata presentata, che è un classico praticamente dell'Arena di Verona, che finalmente insomma propone anche qualcosa di nuovo, perché insomma l'Arena di Verona è praticamente grandi classici, in particolare l'Aida, ma anche il Nabucco, che andava chiaramente anche quello fatto in una nuova versione molto, molto apprezzata. Hanno addirittura ricostruito la scala sul palcoscenico del Teatro Scaligero dell'Arena appunto di Verona. Bene, a più tardi, oppure domani mattina, sperando di essere fedeli all'orario delle 8:20, quello tassativo, diciamo, quando siamo in studio, ma come dire, anche qui abbiamo dovuto trovare insomma un sistema per collegarci. Tra l'altro purtroppo non siamo andati, siamo in video ma in differita, ma non siamo in diretta appunto Periscope, questo un po' ci dispiace perché non siamo riusciti a ultimare questo piccolo collegamento, ma finalmente questa è la prima volta noi nelle sei passaggi dal Maso Frank riusciamo a collegarci, perché fino a poco tempo fa la linea internet era protetta e non ci permetteva appunto di collegarci. Questo è già, come dire, un segnale di miglioramento e di stiamo cercando successo. di potenziare anche questo aspetto. Bene, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie mille.